Benvenuti, oggi è mercoledì 30 aprile 2025. Il sole sorge alle 6.08 e tramonta alle 19.47. La luna si leva alle 7.43 e cala alle 23.34. Oggi si ricorda San Pio V Papa. Oggi 30 aprile ricorre la giornata internazionale del jazz, introdotta dall'UNESCO nel novembre del 2011, con lo scopo di riconoscere il valore di questo genere musicale e la sua capacità di unire le persone in tutto il mondo. Questo genere, nato dall'incrocio di culture diverse, è diventato un simbolo di pace e dialogo interculturale. Buon compleanno ad Alessandro Barbero, che oggi festeggia 66 anni. Conosciuto per il suo romanzo vincitore del premio Strega Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle Gentiluomo e la biografia di Carlo Magno, Barbero ha anche collaborato con Piero Angela nel libro Dietro le quinte della storia. Nonostante la sua scarsa presenza sui social media, è diventato una star del web grazie ai podcast e video delle sue conferenze. Auguri anche ad Alan Friedman, che oggi compie 69 anni. Dopo aver lavorato con il presidente Jimmy Carter, è diventato una delle firme più autorevoli del Financial Times. Ha presentato Moneyline su Rai 3 e Maastricht Italia, ricevendo la medaglia d'onore dal Parlamento italiano. Infine, tanti auguri a Kirsten Dunst, che oggi celebra i suoi 43 anni. Ha iniziato la sua carriera da bambina nel film Intervista col vampiro e ha continuato a ottenere successo in film come Jumanji e Marie Antoinette. Ha vinto il Prix d'interpretazione femminile al Festival di Cannes per Melancolia e ha ricevuto una nomination agli Oscar per Il potere del cane. Il 30 aprile 1989 segna il debutto di uno dei programmi più longevi della televisione italiana, Chi l'ha visto? Trasmesso in prima serata su Rai 3, si dedica alla ricerca di persone scomparse e alla risoluzione dei misteri che hanno tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Curiosità del giorno. Secondo uno studio dell'American College of Sports Medicine, una persona nella sua vita percorre circa 120.000 chilometri, il che equivale a fare 3 volte il giro dell'equatore. Questo calcolo si basa su una vita media di 80 anni, con una media giornaliera di 5.000 passi, ovvero 4 km al giorno. E ricordate, ogni passo conta, non solo quelli fatti per andare al lavoro o a fare la spesa, ma anche quelli accumulati muovendosi semplicemente in casa. Questa stima si applica agli americani, che sono tra le popolazioni più obese al mondo. È quindi probabile che un europeo possa percorrere ancora più chilometri nella sua vita. Che dire, siete pronti a fare il giro del mondo? Buongiorno ai 12, oggi una scherzosa luna in gemelli pare riportare la pace con il dialogo tra Marte e Plutone, una luna che dopo aver disseminato un po' di panico e di tensione nello zodiaco oggi risulta assolutamente amabile, gradevole e comunicativa. Vediamo come. Ariete, in particolare per voi comunicazione, assolutamente molto ben gestita, proprio perché questa luna dai gemelli illumina un po' la casa delle vostre relazioni e soprattutto vi avvantaggia col vostro pianeta, il caro Marte, che per adesso fibrilla il leone, meglio di così. Toro, per voi la luna ha un po' gestito un po' di bailam nel vostro segno zodiacale, adesso invece parla di liete notizie che arrivano da un punto di vista economico e lavorativo. Forza Toro! Gemelli, è proprio da voi ospite una luna alquanto ambiziosa che decisamente proporrà di espandere Giove e di comunicare al meglio possibile. Una luna che dai vostri gradi fa fare pace per un attimo a Plutone e a Marte, ammorbidisce le tensioni creative e ne fa scuola. Cancro, una luna oggi assolutamente eroica, siate orgogliosi del vostro pianeta che si espanderà toccando Giove, momenti fortunati e positivi per voi soprattutto da un punto di vista emotivo e sentimentale. Leone, una giornata in cui la luna vi aiuta moltissimo proprio perché mitiga la tensione tra voi e Plutone.
il che è molto favorevole per riadattare e rimodulare i dialoghi al lavoro ed essere un po' più morbidi. Vi sentirete meno sotto il fuoco incrociato. Vergine, una luna oggi di quadratura per voi, una luna che vi ricorda che ci sono anche interessi di molte persone intorno a voi e curare e gestire tutta una serie di responsabilità oggi sarà un vostro obbligo. Bilancia, una luna di trigono molto favorevole e positiva per voi, che prometta peraltro buone notizie in arrivo, quindi allacciate le cinture. Intanto si parte. Scorpione, una giornata oggi la cui buona notizia consiste nel fatto che la luna non è più in opposizione, risale quindi l'umore e soprattutto la tensione di Marte e di Plutone è molto più mitigata. Oggi è una giornata più serena. Sagittario, una giornata da luna in opposizione, quindi una giornata di conflitto emotivo che espande peraltro su Giove, il vostro pianeta, proponendovi un po' un ripasso di certe dinamiche emotive che credevate superate. Capricorno, oggi gli affari della Luna vi riguardano abbastanza poco, piuttosto Saturno, nel segno dei pesci ancora per poco, dovrà tentare di sistemare una faccenda sentimentale e strutturare meglio un sentimento. Acquario, giornata oggi in cui la Luna risulta assolutamente amica e risolutrice, un bel trigono dai gemelli, ma soprattutto un punto di talete che mitiga la tensione tra voi e Marte in opposizione. Ricomincia una creatività molto più ordinata e settata su qualcosa di produttivo e utile. Pesci, la giornata oggi per voi è una giornata da luna in quadratura, probabilmente possono non esservi piaciute molte parole dette da qualche referente al lavoro, gli atteggiamenti poco diplomatici. Di questo ne parlerete e vi ripromettete di riparlarne più in là. Il 30 aprile 1945 segna una delle date più significative della storia del XX secolo, la morte di Adolf Hitler. Questo giorno ha visto il leader nazista togliersi la vita con un colpo di pistola alla testa nel suo Führerbunker a Berlino durante gli ultimi disperati momenti della battaglia di Berlino. Al suo fianco sua moglie Eva Braun, che ha scelto di seguire lo stesso tragico destino ingerendo del cianuro. Dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Oggi questo detto è spesso associato alla politica e usato per descrivere chi non prende mai posizioni nette, ma la sua origine è ben diversa. Il lavoro del bottaio consisteva nel fabbricare e riparare barili e botti. Per costruirne uno perfetto, il bottaio doveva essere abile nel bilanciare l'azione del martello. Colpiva il cerchio di ferro per stringerlo attorno al barile e contemporaneamente doveva dare qualche colpo alle doghe di legno per assicurarsi che rimanessero ben salde. Questo delicato equilibrio era essenziale. Col tempo questa espressione ha trovato nuova vita nel linguaggio comune, dove è diventata sinonimo della capacità di sapersi destreggiare tra due estremi. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo di Democrito, filosofo ma anche padre della fisica. Democrito infatti è celebre per aver teorizzato l'esistenza degli atomi, concetto alla base della scienza moderna. La parola atomo deriva dal greco a privativo e temno, che significa tagliare. Quindi un atomo è qualcosa che non può essere tagliato, un'unità indivisibile, immutabile ed eterna. Democrito immagina un universo in cui queste particelle invisibili danzano nel vuoto, si incontrano e si scontrano, dando origine a tutto ciò che percepiamo con i nostri sensi. Secondo Democrito anche la morte non è altro che il distacco di questi atomi. Le particelle, una volta liberate, sono pronte a formare nuovi esseri. Egli sostiene che tutto avviene secondo un meccanismo naturale e non è quindi merito degli dei. In questo modo apre una strada completamente nuova per comprensione del mondo. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è un eco, ciò che invii torna indietro.
E allora facciamo così, io vi invito domani per un altro appuntamento dell'Almanacco e spero di trovarvi di nuovo qui per iniziare un nuovo giorno insieme. Funziona così, no? A domani. Buona giornata dalla vostra Martina.